Con la classifica corta e 2 gare al termine del girone di andata per concludere il 2024 nella forma e nella maniera giusta per soddisfare quel desiderio di vittoria che diventa parola d'ordine e Sportisili e l'eccellenza siciliana. Girone A è l'8 dicembre e Accademia Trapani Parmonval. Buon pomeriggio e buona domenica da Federico Valdarella, stadio Roberto Sorrentino, 13ª giornata e terzultimo turno del girone di andata. Match dell'Immacolata, si affrontano due potenze, il girone A di eccellenza siciliana in una fase importante di campionato in cui c'è da far quadrare i conti in zona playoff e spezzare la situazione di una classifica terribilmente corta e confusa. Settimo posto in classifica per l'Accademia Trapani che gioca in casa oggi contro la Parmonval che è 12ª in classifica. Voi direte, e cosa c'è di strano? Che si distanziano soltanto 2 punti, una classifica confusa e terribilmente corta, sono soltanto 2 i punti di distanza tra Accademia Trapani che galleggia in zona playoff con altre 2 squadre a 16 punti e a un solo punto dal Castellammare, sesto in classifica a 14 punti. 12ª c'è la Parmonval che viene dalla vittoria travagliata, soffertissima ovviamente, contro il San Giorgio Piana per 1-0 con 2 espulsioni e infatti oggi c'è il fattore assenze per la squadra di Corrado Mutolo. Maglia nera e nero-verde per l'Accademia Trapani, maglia invece classica bianco-azzurra per la Parma. Diamo lettura alle formazioni a partire ovviamente dalla formazione di casa che parte con Chimento tra i pali, con Bissetta tra i pali, poi Benvegne, Iannazzo, Campanella, Lamine, Ierriu, De Castro, Oddo, Dembambie, Secan ovviamente davanti, il capocannoniere dell'Accademia, Luca Scomacchi e Baracca a completare il tridente d'attacco. Parma invece con Valerio Chimento in porta, Sorrentino, Torres, Tamayo, Sanchez, Giovanni Di Maria, Gaetano Zerbo, Santiago Sanz, Edoardo Buscetta, Elam Raoui e Lorenzo Russo. Siamo pronti per partire. Ultimi check del direttore di gara che ha il drappo rosso sulla faccia in ricordo ovviamente e per onorare la giornata è stata la settimana della violenza sulle donne ed è sicuramente un fattore importante da ricordare. Ma adesso si passa al campo, si passa alla partita. Il calcio inizio darà l'Accademia Trapani ovviamente con Secan, è tutto ok e si parte adesso. È cominciata Accademia Trapani Parmonval dallo stadio Roberto Sorrentino col primo possesso. Gira per la squadra di casa che avrà il primo pallone di questa gara, col pallone a sinistra ovviamente, subito spedito in avanti a cercare la corsa di Secan che è sicuramente un attaccante rapido da temere, non solo per un discorso di caratteristiche ma per un discorso numerico, statistico, perché il capocannoniere della squadra con 5 gol all'attivo. Qui copertura è rimessa laterale, subito Parma che cerca la profondità grazie a palloni lunghi. Benvegna con le mani a cercare sempre il sostegno di Secan, pallone messo fuori, poi campanile alzato da Campanella che va dall'altra parte, ha cercato Luca Scomacchi che ha segnato l'ultimo turno la vittoria preziosa 0-2 in trasferta a Castellammare. Qui Comacchi cerca un numero, non esce questo pallone, poi in qualche modo esce e va sui piedi di Elam Raoui che prova a passare sul numero 6 che è De Castro. Le proteste, ha già messo il pallone fuori Francesco Mistretta e subito arbitro col gioco che si ferma dopo 1 minuto e 12 secondi a sincerarsi delle condizioni al centravanti palermitano. Ovviamente per la compagine in cui gioca. Subito le proteste, il rumoreggiamento della panchina della Parmonval.
tempo tra pioggia e vento, soprattutto molto vento. Oggi non è una giornata sicuramente perfetta per giocare, ma non possiamo fare altrimenti. Il calcio è ciò che ci unisce. Tra pioggia e vento oggi dobbiamo stare postazioni, cioè invece devono giocare. Ovviamente siamo attrezzati con maglie termiche, giubbotto per i panchinari, mentre ovviamente la Parmonval dovrà restituire il possesso all'Accademia. Un minuto non si è ancora nemmeno giocato di fatto, con el Amraoui che subito deve uscire al campo, ovviamente pronto a rientrare. Il cambio però mi sa che deve venire dal centro del campo, invece l'arbitro gli dà l'ok e allora si riprende col possesso Accademia che riparte dal basso. Via. Pallone largo per Barraco, dietro per Benvegna. Si abbassa per ricevere Dembambie, riceve e poi servizio per De Castro. Avanza il centrale mancino dell'Accademia che poi si appoggia su Iannazzo. Pallone tra le linee per Comacchi che prova a inventare, però la difesa della Parmonval per ora è ben compatta a concedere pochi spazi alla qualità del tridente dell'Accademia. De Castro a pestare Buscetta che prova a resistere a questo duello, ma lo vince il centrale dell'Accademia Trapani. Procede la Parmonval con la palla in verticale in destinazione di Gaetano Zerbo che aspetta il sostegno a destra da parte del numero 2 Jacopo Sorrentino che si trova una palla troppo lunga da controllare, rimessa per i padroni di casa. Iannazzo ovviamente non ha fretta e sceglie da De Castro. La sterzata di Barraco che ricomincia. Cambio di lato interessante a cercare Comacchi, gliela lascia ovviamente Iannazzo. Comacchi però a farla passare. Doppio scambio con Iannazzo, poi pallone al rimorchio dove arrivava il sostegno. Ottiene questo occhio che per la ripartita dell'Amraoui che si è ripreso e come dalla botta c'è il contatto qui con Dembambie senza fallo, però l'arbitro fa giocare, ma la rimessa è dell'Accademia Trapani. Rimessa Accademia. De Castro, palla lunga per Yarriu, non per Benvegna che comunque in appoggio e può spingere il pallone avanti. Lo gioca su Campanella, interessante la palla a cercare Barraco sulla destra, è arrivata la copertura da parte di Ignacio Torres che è il laterale mancino della Parmonval. Eccolo Oddo, primo pallone toccato di fatto per un Oddo che stagione sicuramente da mezzala è un chiaro 4-3-3 quello dell'Accademia, ma Oddo quasi molto vicino agli attaccanti, molto vicino a Secan che adesso si fa vedere anche su questa rimessa. Campanile alzato da Barraco, Secan deve metterlo giù, ci vuole provare di petto, contenuto a Di Maria, poi il pallone allontanato e la Parmonval può salire anche se il possesso rimane per l'Accademia. Campanella si avvicina, fornisce ovviamente l'opzione di passaggio per una Parmonval ben compatta e con due linee chiare difensive. El Amraoui, pallone a sinistra a cercare l'arrivo di Lorenzo Russo che prova a tornare verso il centro del campo, deviazione e rimessa laterale affidata a Ignacio Torres. Prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria alla Parmonval. El Amraoui controlla questo pallone, lo palleggia, deve lottare con Benvegna, c'è il raddoppio di Campanella e l'Amraoui ancora a terra e ancora è tutto regolare. Non è finita l'azione, la passa Ignacio Torres, arriva la chiusura da parte di Yarriu che allontana senza fronzoli, senza badare all'estetica rimessa. Però occhio allo spunto di Ignacio Torres che era passato in qualche modo, poi attentissima difesa dell'Accademia. Rimpallo è sempre rimessa per la Parmonval, qualche metro più indietro da T. L'Accademia sono quelle di 5 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, sicuramente dati un po' altalenanti ma con i quali l'Accademia riesce a galleggiare in zona playoff. Ovviamente bisogna giocarsi queste ultime 3 gare, questa più le 2 rimanenti prima della sosta ovviamente natalizia, a viso aperto per rimanere in quella zona. Sicuramente una squadra in forma che viene da 2 vittorie consecutive. Prova uscire la Parmonval, largo si propone molto bene Jacopo Sorrentino, può ricevere e ha molto campo, se lo deve prendere il numero 2 che poi cerca la palla lunga buttata via. Sono
due sosteni davanti che sono Zerbo e El Amraoui, ma la palla è lunga per entrambi. Discorso diverso per la Parmaval, che invece ha 3 punti di distanza, 2 punti di distanza all'Accademia, e ha 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, quindi sicuramente un bilancio negativo in toto, ma è una squadra molto ostica da affrontare. La formazione che gioca a Mondello. Benvegna, occhio pallone per Secan che è scappato alle spalle la difesa della Parmaval, l'uscita da parte di Chimento. Si mette a piovere, infatti lo testimoniano i pochi, ahimè, tifosi in tribuna. Campanella ha riconquistato un pallone in una zona importante di campo, poi il sostegno di Barraco e Balcos esterno per Secan. Pallone allontanato ancora l'Accademia con Barraco che la rimette al centro con il controllo di Dembambie, che poi litiga, arriva El Amraoui mentre sta partendo Buscetta. El Amraoui cerca invece il sostegno di Jacopo Sorrentino per avere un elemento in più all'arciere. El Amraoui prova ad andare via, Jacopo Sorrentino sicuramente non controlla bene, però molta indecisione su questa ripartenza da parte della Parmaval, che già sta mettendo in chiaro le cose. Giocherà molto di ripartenza, una squadra molto difensiva, lo dicono anche i gol subiti in questo campionato. Campanella, c'è il sostegno di Mbie, pallone sventagliato a sinistra dalle parti di Komaki, che lo controlla bene, deve affrontare Sorrentino. Dribbling di Komaki e prende il centro del campo, poi rimpallo con la palla che non arriva Oddo, che adesso è più centrale, è più libero anche vicino a Secan, alla G da trequartista. 8:30 sul cronometro, 0-0 fra Accademia Trapani e Parmaval, fase di studio ancora in corso. De Castro, anticipo di testa su El Amraoui, poi arriva da dietro Buscetta, che è un esotico numero 9, per non essere un centravanti ma comunque una mezzala di inserimento. Ancora De Castro, può allargare, finti di De Castro, che poi apre su Iannazzo, riparte da dietro da Mistretta, partecipa anche lui al possesso. Benvegna, si litiga col controllo, col piede d'appoggio, più che altro pallone che esce adesso, è rimessa per la Parmaval. Rimessa affiata però a Di Maria, trittico difensivo della Parmaval. Campanella, alza il campanile, poi lo mette giù Ignacio Torres, pallone che giunge a Gaetano Zerbo, che ha toccato pochi palloni, però quando li tocca li gioca bene, a far viaggiare Sorrentino sulla destra, riempie l'area, o meglio il limite, anche Buscetta deve evitare la pressione di Komaki, poi cross in mezzo, allontana Yarriu, non è finito, campanile che si alza, Komaki lo controlla per disimpegnare, però c'è l'aggressione di Buscetta a metà, però perché Iannazzo risolve una situazione complicata. Ancora Yarriu all'indietro. De Castro, Komaki si abbassa lui per ricevere, ancora Lucas Komaki dall'altra parte per Yarriu, cambia lato, e qui anticipo di Torres che è uscito su Barraco molto bene, rimessa tra per i trapanesi. Bie apre a sinistra su Iannazzo, davanti a sé Buscetta, Komaki, scambio che funziona, non trovato Secan, poi pallone allontanato da parte del centrale della Parmaval, che è Aristide Tamayo. Di testa Sanchez, Buscetta deve mettere giù questo pallone, largo arriva Torres, si smarca anche Lorenzo Russo, non trovato una palla lunga di Buscetta, che poi però la ritrova e sventaglia stavolta sì bene per Ignacio Torres, duello con Benvegna che gli piomba addosso, l'arbitro ancora una volta non fischia, arriva Zerbar con questo pallone, Benvegna a liberare da dietro, arriva Otto a fare il lavoro anche di Flangifrutti, poi pallone giocato in verticale da Sanz, Torres prova a restituirlo al centro, alla fine arriva l'altro Otto che è Mbie, che poi è bravissimo su una pressione tripla a guadagnare calcio di punizione. De Castro, era salito tanto Iannazzo che spinge sulla sinistra, Secan, colpo di tacco interessante, Komaki si connette anche con Iannazzo, bel triangolo stretto, questa è l'Accademia Trapani, rimessa laterale.
12esimo, ancora reti bianche al Sorrentino. Tacco interessante di Comacchi. C'è Iannazzo che era partito, Buscetta ancora in copertura a fare lavoro sporco e rimessa ancora per l'Accademia che piano piano, stile rugbyistico, guadagna piano piano metri. Tutti invece a 2,5 e poi uno alle 3 e uno alle 3,5 in questa 13esima giornata del campionato d'eccellenza. De Castro è quasi in zona tiro, ci vuole provare De Castro per provare una soluzione alternativa. Pallone che termina però larghissimo alla sinistra dell'estremo difensore Valerio Chimento e la Parronval avrà una rimessa al fondo. Tra l'altro non c'è Corrado Mutoli in panchina per squalifica, anche lui con un'espulsione non dal campo dovrà fare a meno di essere la partita, però lo vediamo da qui, si è sbarato un po' gli occhi in tribuna a dare indicazioni, mentre c'è il suo vice in panchina, infatti parla con i giocatori nei momenti liberi, momenti di pausa. Benvegna aspetta che il pallone esca in out. Dembambie allarga all'altra parte. De Castro per Lamin Yarriu. Benvegna controlla, si avvicina a Oddo per fornire un'opzione di passaggio, palla in verticale, Di Maria la tocca, palla che sta per uscire e alla fine bravissimo Secan nel duello con Sanchez e calcio d'angolo, il primo di questa partita, lo conquista l'Accademia Trapani. Lo va a battere Lucas Comacchi. Occhio perché riempie l'aria la squadra di casa con buoni saltatori, arriva Campanella, arriva Riario, arriva anche Benvegna. Pallone sul primo palo, ha messo fuori Gaetano Zerbo per fare spiare la Parronval. Ancora Comacchi, vuole andare dall'1 contro 1, rientra sul mancino, strozza però la conclusione e non diventa ampio il cross. Zerbo protesta perché c'è una leggerissima, lievissima trattenuta di Comacchi. Allora ancora possesso Accademia. Comacchi dall'altra parte, Benvegna, Campanella per Castro, intensità, prova ad aumentare il ritmo nel palleggio l'Accademia, ma la Parronval è ben chiusa, ben strutturata dietro, è quello che vuole Mutolo. Campanella, bella scodellata per Barraco alle spalle di Torres, ma si alza la bandiera dell'assistente, fuori gioco, offside di Barraco, però ottima quest'idea del cambio di lato. Va al rinvio Valerio Chimento e la Parronval ne approfitta per salire un po' nel baricentro. Rinvio che parte dalle parti di Gaetano Zerbo, poi Barraco alza il campanile, Di Maria in ritardo commette fallo. Punizione. De Castro trova Secan, Sanchez durissimo, durissimo su Secan e arriva il primo cartellino giallo di questa partita, arriva al 16esimo ai danni di Gonzalo Sanchez, era arrivato prima su questo pallone il numero 19. Sergio Secan, punizione. Siamo ai 30 metri, però posizione Mattonella abbastanza centrale. C'è ovviamente Comacchi che ha qualità nel calciare, ma anche Campanella. Timidamente vicino anche Dembambie, ma tutto sembra mandare all'incarico Marco Campanella. O Comacchi sempre, ma cioè non manda il numero 4. 3 in barriera per la Parronval. Occhio anche all'eventuale respinta o eventualmente agli uomini del mucchio pronti ad allungare questo pallone. Vediamo chi va. Va Campanella, barriera
la palla che schizza sulla sinistra. E l'Amraoui prima di Komaki. La palla è ancora lì. Komaki lotta, va in scivolata, rimetterla in mezzo. Il rimpallo e la rimessa è ancora per l'Accademia, che insiste, non perde la bussola e vuole rimanere in quei 20 metri. Perché è lì che si rende pericoloso. Lucas Komaki, raddoppiato. Iannazzo alza il campaniello, tocca, lo disturba. E l'Amraoui non falosamente, allora rimessa al fondo per la Parma Valle. L'arbitro Antonello Lupo, sono visto me la sezione di Palermo. C'è l'assistente 1 di Palermo e di Marsala, se non ho visto male. Comunque rinvio di Chimento. De Castro di testa, prima di Zerbo a più centimetri e li usa bene. Oddo, Secan palleggia quasi un mezzo sombrero su Santiago Sanz. Poi Komaki, stop e appoggio su Dembandé che alza una palla quasi per i fotografi a cercare Secan. Di Maria un po' in difficoltà, ma con la nuca riesce a far uscire il pallone da quella zona pericolosa. Edoardo Buscetta, verticale, palla interessante quella di Sorrentino per El Amraoui che non la controlla subito e la palla esce in fallo laterale per l'Accademia. Bravo Sorre, bravo Sorre! Campanella si abbassa in impostazione, imposta 3 l'Accademia. Benvegna, forse si aiuta con un braccio, di certo non un controllo bellissimo ed efficace. De Castro quasi scivolando, però gran sinistro, apertura per Barraco, sombrero elegante su Ignacio Torres, poi raddoppiato, resiste ancora il numero 11 che però porta a casa qualcosa, deviazione ma rimessa al fondo e lui lo tiene a toccare. Però l'arma della sventagliata di De Castro a cercare dei due esterni è una soluzione niente male per l'Accademia, che poco fa proprio su quest'asse De Castro Barraco ha centrato il numero 11, ma è un frigio. Adesso però si scambiano gli esterni, si scambiano Komaki e Barraco. Komaki va a destra, a sinistra ci va Francesco Barraco. Ha deciso che sì, coach Alberto Moroso, che forse vede più vulnerabilità a quel lato o al contrario, vedremo. Di Maria di testa, dalla spinta però sul centro difensivo Parma Valle. Facciamo inizio. Rinvio, o meglio calcio di punizione, ma andrà a lungo Chimento. 20° minuto, 0-0 fra Accademia Trapani e Parma Valle. Zerbo a staccare ma la prendono in due, alla fine tocca Campanella. Poi rimpallo, Buscetta prova a duellare con Dembandé, loro tra l'8 e il 9. Poi pallone in aria, calciato di fatto da Lorenzo Rosso, che inizio gara ha giocato molto largo, quasi da esterno aggiunto. Adesso è molto più stretto a fare la mezza. Benvegna, Komaki più in mezzo al campo adesso e si scambia con Oddo, riceve appunto il numero 10. Ancora il pallone in verticale a cercare Secan. Sanchez, che è il primo monito della gara, va in anticipo. Poi Torres in difficoltà sulla pressione, pallone perso, recuperato con la pressione alta, poi la palla filtra per Oddo Di Maria, anche lui senza fronzoli, addirittura oltre la tribuna. Benvegna con le mani. Komaki torna numero 2, sterzata al centro, poi il cross per Secan di testa. Ha preso una bella torsione, ma di certo non era felicissimo l'equilibrio di Sario Secan, che comunque arriva a prendere questo pallone con un grande stacco. E già era, e quanto dire, perché non era un cross facile da girare in porta. Bloccata facile Chimento. Benvegna, palla sporca, rimpallo e la palla diventa buona per Buscetta, ma da dietro arriva sempre Barraco. Chiuso da Sorrentino, rimessa tra lì.
Con le mani Iannazzo, di testa Sorrentino che ribadisce in alto. Movimento! Si lasciava a prenderla! De Castro. Riario apre su Benvegna, sempre libero e largo a destra. Colpo di tacco di Secan interessante a liberare Komaki che mette il cross senza poter evitare che questo pallone esca dal fondo. Però deve lavorare su queste connessioni fra i 4 davanti. L'Accademia Trapani perché hanno qualità e si muovono molto bene. Altro rinvio al fondo per la Parmonval che affronta questo match così con l'Accademia molto con massima attenzione ovviamente. Rimpallo l'ultimo a toccare è Ignacio Torres in questo duello aereo con Benvegna, rimessa laterale per i trapanesi che insistono e stanno tenendo anche in maniera frequente il pallino del gioco senza aver avuto occasioni nitide. L'unica praticamente lo stacco di testa di Secan bloccato facilmente da Chimento. Parmonval che addirittura ha fatto fatica ad arrivare agli ultimi 20 metri. De Castro partecipa al possesso anche Mistretta. Lamine Yariu dietro ancora da Mistretta, la pressione di Lamraoui, entra in difficoltà Mistretta che poi è costretto ad andare lungo. Secan si muove in ritardo, allora l'anticipo, poi Lamraoui controlla ma scivola, allora lavora questo pallone Dembambie. Secan controlla, prova a mandare in avanti questo pallone, buona la pressione in disturbo praticamente di Aristide Tamayo. Sanchez, Tamayo, pallone tra le linee a cercare Sanz e poi gran lavoro di Oddo che non rischia e va dietro da De Castro. Si smarca tra le linee Komaki contro Di Maria, resiste ancora Komaki, poi trova Secan, apertura per Benvegna, arriva a riempire 19, cross di Benvegna addosso a Ignacio Torres, altro fallo laterale. Gran giocata di Komaki qui, che è riuscita ancora a connessersi con Secan e soprattutto con il binario di destra dove c'è sempre presente il punto alla destra Benvegna. Campanella, Dembambie, non ha soluzioni avanti, c'è sempre dietro Castro, poi Iannazzo con il destro addirittura ha cercato la palla in verticale per Secan senza trovare un cross. Barraco ha visto partire Iannazzo ma non può servirlo perché il corridoio è stato subito chiuso. Zerbo di testa allunga per Buscetta che arriva sempre a sostegno degli attaccanti, qui però dà una palla bruttissima e allora occhio al lancio di Campella. La posizione di Komaki è regolare perché è partito alle spalle di Torres, prova a resistere Komaki, non trova un sostegno e poi palla che passa al centro con Ignacio Sanz, arriva Buscetta a destra, c'è Lamraoui in difficoltà, pressione ancora sempre doppia dell'Accademia, poi Torres con l'esterno. Non era un invito sbagliato questo per Gaetano Zerbo che però voleva ricevere il pallone sui piedi e palla che esce in rimessa al fondo, no laterale anzi. Allargati, piano piano, se gliela dà, scivola. Iannazzo, Aspetta. si mette l'arbitro di mezzo tra lo scarico di Secan che oggi è anche il capitano. Rimessa punizione, o meglio nemmeno, pallone in mano e possesso che verrà restituito dal basso all'Accademia. Campanella vuole la palla lunga, occhio alla sventagliata a trovare Barraco per il controllo, poi cross per Secan, miracolo di Valerio Chimento che vola alla sua sinistra, arriva al minuto 27, la prima vera occasione di questa partita, sempre sulla testa di Secan, paratone di Valerio Chimento e altro corner per l'Accademia. Bello il cross di Barraco e ha dato potenza a Secan quando era facile. Komaki al cross, ci atterra Iannazzo, l'arbitro ha fischiato un attimo prima che partisse il corner e va a regolare le misure in aria.
Da istruzioni muto alla panchina, dalla tribuna. Adesso arriva anche Benvegna da dietro che non era salito. Solo El Amraoui non in aria, pallone sul secondo palo, De Castro scivola ma commette anche fallo in attacco. Finora grande parata di Chimento qualche istante fa sul colpo di testa di Secan, è volato sulla sua sinistra. Adesso ovviamente va al rinvio con assoluta calma, fa respirare il sistema di suo. Zerbo salta ma la prende sempre Iariu, poi il rimpallo che fuoriesce Buscetta che però spedì in verticale il pallone a cercare l'inserimento di El Amraoui. Dembambie, brutto controllo, Sanz invece migliora la situazione. El Amraoui forse in fuorigioco di rientro, l'arbitro non l'ha visto, però sempre a tappare il buco Campana, poi il lancio a cercare la velocità di Sario Secan alle spalle di Sorrentino, tocca Sorrentino ma la palla non esce in calcio d'angolo, allora possesso palla. Torres, Benvegna con il petto, non con il braccio, prende il fondo numero 2, guarda in mezzo il cross per Secan, anticipato poi Komaki col destro, ma c'era un contatto e Foglietta corso una spinta di troppo di Secan mi pare. Buona, silenzio! Ah sì, senza petto per lavoro vabbè. Dai, su! No, parla con te, signore. Vedi che io non parlo con te. Signore, guardeline, dice che parlo io con lui. Stia tranquillo, però se lei sta una persona in piedi, tutto sì. E io che devo fare se non ci stanno? Se lo pago io? Mi tenga lei. Occhio, Mauro, dove passi dietro, Mauro? Qui le proteste del vice della Parma con il direttore di gara, capito? È andato a colloquio a lamentarsi un po' delle proteste di alcuni contatti non fischiati, ma fino a una partita abbastanza tranquilla sotto il piano dei nervi, della cattiveria, abbastanza serena. Sanchez allontana, Sanz prolunga, di testa Iariu, qualcuno deve mettere la palla giù, Di Maria si ostacola di con Sanchez, occhio perché questo è un brutto colpo alla testa, infatti Secan ancora prima che l'arbitro fischi mette il pallone sportivamente in laterale. Infatti sono andati in due a pestarsi i piedi, a ostacolarsi i due centrali della Parma Valle. Dico, ma sì, ma mi viene un tempo. Ma l'importante è che non sono Qui stanno arbitri, 5 G stanno fuori dalla partita. Ho capito, le messe più veloci alle transizioni. Tutto ok per Di Maria e possesso Accademia che riparte dal basso. 30° minuto, 0-0 fra Accademia Trapani e Parma. C'è stata la grande occasione per Secan 5 minuti fa. Eccolo Secan, sbilanciato da Gonzalo Sanchez che arriva prima. Poi Sorrentino tocca Oddo ed è questo che vuole, far restare lì i suoi senza dare la possibilità di uscita dal basso alla formazione palermitana. Buscetta non riesce a ostacolare, a superare questa pressione. Benvegna si allarga, ovviamente è finalizzato a far sistemare i suoi. Campanella, De Castro, Comaghi in profondità, poi Secan, Oddo, bello scambio, il doppio, Secan col velo, c'è Braga a sostegno, prova a rientrare il numero 11, contorrientra per prendere il sinistro, c'era Iannazzo che si è tenuto in linea con la difesa della Parma e poteva essere servito per andare a un cross, invece solo rimessa. Oddo contro 2, Buscetta, Scodella e El Amraoui, stoppa malissimo questo pallone praticamente col mento. Palla ancora in rimessa, fa molta fatica a uscire la Parma De Castro, campanile alzato per andare dall'altra parte da Lamine Iariu. Benvegna, palla in verticale, tacco di Secan che provava a liberare Comaghi, anticipo di Sanchez, poi stacco di El Amraoui che doveva far viaggiare il russo, chiedeva calma qui Corrado Mutolo. De Castro, Benvegna, è sempre due centrali a scambiare.
De Castro, ecco la sventagliata che volevano tutti per Comacchi, ha avuto Torres, Comacchi può avanzare, entra da destra, palla a rimorchio, interessante, si era insieme addirittura Iannazzo da esterno aggiunto a riempire l'area, è arrivata la chiusura, poi ancora Comacchi a causare pericoli da quella parte, allora El Amraoui deve sacrificarsi il raddoppio, Torres prova a uscire la Parmval, Zerbo anticipato dalla Migliariu, diventa un tiro che arriva in porta. Ovviamente che non impensierisce Valerio Chimento. Vai, Lucas. Lucas. 33, Buscetta, verticale per Zerbo, una palla ancora imprecisa. Bravo De Castro nel disturbo, però ancora una volta quando c'è spazio, se la palla del centrocampo all'attacco non è precisa, c'è qualche problema per la Parmval. Iannazzo, Barraco, punta Sorrentino, rientra ancora, prova ad andare in slalom in mezzo a due, viene chiuso regolarmente da Jacopo Sorrentino. Santiago Sanz, raddoppiato, Campanella, gli piomba addosso e commette fallo. Attacchiamola questa, quando c'è la palla lì. Attacchiamo, attiri. Classe 82, Gaetano Zerbo, uomo di esperienza, 42 anni. Chimento al rinvio, palla interessante per Torres dall'altra parte, stacco di testa di Benvegna. Comunque Parmval che è una formazione molto giovane, tra 2006 e 2007, Chimento per esempio un 2006 ed è uno dei talenti di questa Parmval, anche Tamayo un 2007. Per il resto, ad eccezione di Zerbo e El Amraoui, che sono rispettivamente un 82 e un 87, l'età media è molto bassa e la Parmval che mischia talento a esperienza. Zerbo, apertura per Sorrentino, a proposito di giovani, rientra, va al traversone, dall'altra parte per Russo si intromette Zerbo, poi il sinistro di Sanz, largo, prova ad affacciarsi anche la Parmval, ma non calcia bene il numero 8 della Parmval, palla che esce di qualche metro alla destra di Mistretto. 10 precisi ancora da giocare di questo primo tempo, è sempre 0-0 fra Accademia Trapani e Parmval. Piano piano sta salendo al Sorrentino l'indice di pericolosità e le occasioni, soprattutto per la compagine nero-verde, con lo stacco di destra di Sagazzo che ha fatto un miracolo Chimento. Adesso Sanz ha avuto una mia occasione con un sinistro da fuori. Benvegna prova ad andare al traversone dalla tre quarti di testa di Maria su una palla che rimbalzava, di certo non un anticipo facile. Poi Sanz a lottare, prova a uscire con un numero, bella giocata di Santiago Sanz. El Amraoui ha servito Russo, Zerbo si allarga ma ancora una volta non riesce a fare da raccordo, è rimessa per l'Accademia. Dembambie. Adesso si è calmato il tempo, si è calmata la pioggia. De Castro, Iannazzo, anzi Barraco, perdono. Adesso Iannazzo si ripassa al centro, c'è Campanella che deve cambiare sponda e lo fa su Benvegna che vuole ancora andare al cross, deviato, sarà calcio d'angolo per l'Accademia Trapani al minuto 36. Molto vento, sempre Comacchi dalla bandierina, pallone al centro e al secondo palo, De Castro anticipato da Aristide Tamayo, poi allontana l'Amraoui proprio per allontanare perché non c'è nessuno davanti. Comacchi prova a farla filtrare centralmente, ancora l'Amraoui, sempre il numero 10 Zerbo, spinto da Riariu che protesta, infatti l'arbitro si avvicina a chiarire un attimo le proteste. Ci vuole insieme per la Parmval.
Punizione dalla 3/4 per la Parmval. Abbatte un mancino Di Maria. Occhio a Sorrentino largo, Di Maria non va a lungo, ma ricomincia da Gonzalo Sanchez. Iannazzo alza il campanile, Secan sono in 2 ma la prende Tamayo. Sta facendo una gran partita Tamayo. Sorrentino, pallone in verticale, Iannazzo non riesce a evitare la rimessa e la Parmval conquista metri. Senti timidamente. Ecco El Amraoui. Dembambi chiude il triangolo con un tocco di fino per Komaki, che nel frattempo è tornato sulla fascia sinistra. Sanchez, Giovanni Di Maria. Adesso un po' più alto e più ampio l'assetto della Parmval. De Castro in anticipo, palla che dovrebbe essere uscita e poi rientrata. Io credo proprio di sì, l'arbitro però dice che va bene, si gioca. Di Maria con personalità e con coraggio evita la pressione, poi ha subito un colpo da Oddo. C'è il vantaggio perché la Parmval è ai 30 metri con Zerbo che ha servito El Amraoui sul mancino. Prova El Amraoui, facile per Mistretta, addirittura è diventato un cross sul secondo palo per Buscetta. Troppo ampia e troppo lenta la conclusione. È riuscito a dare potenza il numero 10 De Castro. Lucas Komaki si abbassa con Iannazzo che sale. Benvegna. Barraco, che per sfruttare anche l'altro piede di mancino palla tra le linee per Oddo che c'è chi imbucare per Secan. Di Maria gli leva la gioia di andare dritto in porta in area di rigore. Iannazzo vuole più movimento avanti, Alberto Amoroso. Benvegna, la Migliario, eccolo Dembambi, stavolta si abbassa lui. Sempre De Castro a proporsi. Tra l'altro non esce nemmeno su i mediani che scendono ad abbassarsi i centrocampisti della Parmval, quindi attendista al 100%. Dembambi, pallone allargato su Benvegna che ha un po' di campo, guarda al centro, cross in mezzo, Campanella la sfiora quanto basta e va vicino al gol dell'1-0 a 15 secondi al 40esimo. Ha messo un altro cross interessante Benvegna, palla che esce di poco. Ha riempito l'aria perché poc'anzi si era abbassato Dembambi, infatti anche l'interscambiabilità, la duttilità dei due centrocampisti di impostazione dell'Accademia, e poi Oddo ormai è un attaccante aggiunto di fatto a livello di compiti più che di caratteristiche. Eccolo Oddo, bello il controllo a liberarsi. Poi Barraco, torna al numero 7, c'è un fallo verso Barraco, c'è fatto il cross per Secan, Gonzalo Sanchez di testa, poi quella che non c'è diventa buono per Dembambi, arriva dietro Lorenzo Russo a far da Frangifrutti, poi non riesce a far uscire la Parmval, e allora pallone ancora che sguazza in area di rigore. Iannazzo al traversone sul secondo palo, Torres a vuoto, raccoglie Barraco, ma non ha toccato Torres, quindi rimessa 3 per la Parmval. Non è riuscita ad arrivare al tiro l'Accademia qui. El Amraoui, Crochetti, mezza 2, bella giocata. Buscetta, poi Dembambi con un sombrero, ancora Benvegna, vince il rimpallo e poi manda in verticale a cercare Secan. Gonzalo Sanchez, poi rimpallo, ancora Gonzalo Sanchez a liberare e palla che resta ancora buona per Bie.
che aggira la pressione, poi cerca Komaki, era una traccia interessante, Komaki si allunga ma non controlla, e allora lancio per Zerbo, ancora in ritardo e ancora palla buttata via dalla Parnonval. 42, Campanella che ha avuto la seconda occasione vera di questo match. Iannazzo la mette giù, poi prova a connettersi centralmente con Oddo, va a pressare il rimpallo, la palla diventa buona per Lucas Komaki nella zona di comfort per un esterno, va al cross sul secondo palo, diventa un tiro che scavalca il Ghimento, ma scavalca anche e soprattutto la sua porta, rimessa al fondo Parnonval. Arriva l'altra sfera, quella che addirittura è uscita dal campo. Adesso c'è un po' di sole, ma continua a esserci molto vento. Vento che comunque sta condizionando la partita. Di Maria litiga col controllo, Barraco gli leva questo pallone e lo scippa per Russo, anzi Torres, duro su Barraco. E che c'è Pizza? Non ti schiacciare troppo, non ti Punizione per l'Accademia. Da 3/4 se ne incarica Campanella. Seca, Nodo, Barraco, Benvegna anche Iannazzo e Komaki in aria. Adesso arriva a giganteggiare anche De Castro. Campanella sul secondo palo proprio verso De Castro. C'è stata una spinta di Iannazzo che commette fallo in attacco. 1 minuto esatto alla fine del primo tempo. Dai Paolo, dai! Ciccio, forza Ciccio, dai! Rinvio di Ghimento. De Castro ancora, c'è un mismatch importante con Zerbo. Poi Secan allunga per Barraco che va via in velocità. Gonzalo Sanchez con gran scelta di tempo lo va a chiudere. Sarebbe entrato in aria con il sostegno di Secan e Komaki sul secondo palo. Campanella, controllo. C'è chi sembra su Zerbo che si para letteralmente con le mani. Punizione a 20 secondi dalla fine del primo tempo. Vediamo se ci sarà poi il recupero. Attacca il primo, passa davanti! Chiudi il secondo, vai! Vabbè! No, lui. Altra punizione, sempre Campanella, sistema il pallone sull'out di destra, tutti in aria, tranne Barraco che è fuori e via. Dai, che andiamo, ci mettiamo dentro, dai! Solo El Amraoui in barriera per la Parnonval. 1 minuto di recupero, quindi si giocherà per un altro minuto da adesso, perché di fatto la segnazione è arrivata a 45:30. Campanella sul secondo palo, De Castro non arriva neanche all'altra parte la Min Yarriu. Forse c'è stata una leggera direzione perché si dispera Yarriu, come se la leggera direzione avesse tolto la palla dalla testa. Nel frattempo c'è a terra Di Maria, anzi non Di Maria ma Sciatta. La prende comodissima la Parnonval. Tammy deve battere adesso. Aspetta, l'arbitro. Arriva l'ok, ma arriva anche il duplice fischio per il primo tempo. Va bene così tra Accademia Trapani e Parnonval. È tutto bloccato. È 0-0 allo stadio Roberto Sorrentino al termine dei primi 45 minuti di gara. Torniamo tra poco per il secondo tempo.
Vincere o morire per il Lascari Cefalù di Mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita a Lilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte come di consueto da Pietro Piazza. Andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 a Lilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo, la palla respinta da Sansone, torna ad attaccare la Folgore, qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali. E infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza da parte del Lascari Cefalù, palla che si perde fuori, poi fraseggia molto bene la squadra ospite col pallone che viene portato da sinistra a destra con questo cross che arriva da dietro per Erbini, il quale non riesce a indirizzare verso la porta. Erbini che però pochi minuti dopo, sfruttando un errore di impostazione da parte di Palazzo, si porta la palla sul sinistro a tu per tu con Crisafulli, mette il gol dello 0-3 e notte fonda per il Lascari Cefalù. Segna anche Erbini, il gol che triplica le marcature della Folgore Castelvetrano. A questo punto ci si aspetta una reazione d'orgoglio da parte del Lascari Cefalù, che qui manovra praticamente al limite dell'area di rigore, poi va sul fondo con la conclusione che si perde fuori. Poi ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo ma c'è soprattutto Dennis Sansone, grande intervento per lui in volo plastico, poi altro tentativo e altra parata di Sansone a negare anche il gol della bandiera al Lascari. Lascari che ci proverà su quest'ultimo calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla che spiova in mezzo, 3 giocatori in maglia bianca tutti soli, e questo errore è il film della partita per il Lascari che perde. È l'ennesima volta che siamo penalizzati da scelte, secondo me, veramente che ci sembra che qualcuno ce l'abbia con noi, perché è la terza volta che succede questo nelle ultime partite, anzi forse pure di più. Devo dire che è una vittoria strameritata, perché sì, è vero che alla fine hanno preso 2 traverse, però se analizziamo 11 contro 11 in occasione, insomma abbiamo tenuto bene il campo, poi fare contro uomini in meno per 20 minuti, un uomo in meno subito all'inizio del secondo tempo, non è facile contro un'ottima squadra che aveva messo in difficoltà quasi tutta, insomma, la classifica parla chiaro, ma noi non meritiamo questa classifica per quello che abbiamo fatto in questo, tranne Gela abbiamo fatto delle ottime prestazioni, ogni domenica raccogliamo meno di quello che meritiamo e oggi i ragazzi si sono superati con una prova d'orgoglio, quindi non mi stupisce di queste prestazioni perché già le avevamo fatte nelle precedenti partite e oggi insomma è venuta fuori una vittoria sofferta, come hai detto tu, però dobbiamo analizzare che abbiamo sofferto con gli uomini in meno, quindi ci può stare. Abbiamo raccolto poco, siamo stati risucchiati, quindi c'è nervosismo e dispiace, però devo dire che sono venuti purtroppo un po' per ingenuità, perché abbiamo pensato anche a quello che succedesse fuori, stava succedendo fuori e se l'arbitro là sulla reazione di Follari punisce il giocatore che lo fa sbattere al muro, questo non succede. Dico, normale che noi ci abbiamo messo del nostro, perché ripeto, purtroppo stiamo attraversando un momento
non brutto, di nervosismo, di non serenità, perché raccogliamo meno di quello che meritiamo. Siamo una squadra, levando 2 o 3 veterani, una squadra giovane, e quindi un po' di nervosismo, di tensione ci sta. Però oggi non gli posso rimproverare nulla, sono amareggiato per le espulsioni perché c'era pure Martinez diffidato, quindi domenica insomma a Trapani spero che la società interviene sul mercato come dovevamo fare anche senza le espulsioni, quindi altrimenti arriveremo lì contati, però pazienza, ormai godiamoci la vittoria e mi auguro che non prenderemo delle squalifiche pesanti, almeno le avrò nelle prossime partite. Non soccombere contro la prima in classifica è già un grande risultato. Abbiamo subito il primo gol su calcio di rigore che era giusto, sacrosanto, perché alzare il braccio all'interno dell'area è fallo da rigore, non c'è nessun dubbio. Però orgoglioso di questi ragazzi perché anche in 10 siamo riusciti a portare a termine la partita nell'1-1, e vi posso garantire che avevo 5-6 under anche all'interno del campo e non hanno mai mollato, il che non significa che sono under e non sono bravi, sono dei ragazzi che devono crescere piano piano, e questa è stata la partita che gli ha dato un po' la consacrazione, ma soprattutto la consapevolezza che sono bravi e che devono sempre migliorare, per cui sono orgoglioso dei ragazzi. Come ho detto che domenica scorsa non eravamo stati determinati e determinanti in tante occasioni, e che ci poteva anche stare che la sconfitta, perché se non si lotta su ogni pallone partita per partita non si raccoglie mai nessun tipo di punteggio. Oggi hanno lottato su ogni pallone e hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti, con la prima in classifica, ma dove che voglio farli ancora migliorare, che magari con la prima in classifica le motivazioni vengono facili. E sono le squadre che magari tu incontri che sono un po' più di bassa classifica, che tante volte devi essere ancora più determinato e più motivato nel voler vincere la partita. Adesso parliamo dei 90 minuti, perché dopo 20 secondi Cerniglia ha subito impegnato il portiere avversario, che ha fatto un miracolo incredibile, sì, levando la palla dall'incrocio. Sì. Quanto sono importanti quegli episodi? Sono importanti perché soprattutto eravamo pure partiti bene. Poi quel calcio di rigore un po' ci ha tagliato le gambe, perché poi, ripeto, si può fare pure fallo al limite dell'area, ma era un pallone innocuo, non arrivava, forse secondo me, se rimanevamo fermi sulla barriera veniva rimpallata dalla barriera. Però va bene, ok, questo tante volte sono quegli episodi che ti cambiano le partite, però sono anche quegli episodi che ti fanno capire tante altre cose. Averla portata a termine con il punteggio di 1-1 sta a significare che questa è una squadra che non molla mai, ed è questo lo spirito che io voglio dai miei giocatori. Quello che ho un po' detto anche ai tifosi, al pubblico che era all'esterno, che faceva i complimenti a me, ho detto: non dovete fare i complimenti a me, dovete fare gli elogi e i complimenti a questi ragazzi che non hanno mollato, in 11, anche in 10. Entro tanti ragazzini del 2007, alcuni del 2006, sono loro che dovete elogiare e ringraziare, perché noi potremmo anche sbagliare in qualcosa, però cosa puoi dire a questi ragazzi quando lottano dal primo al 95esimo senza mollare mai? E questo per un allenatore è qualcosa di importante. Proprio un ragazzo 2007 come Aiello ha deciso questo match con il pareggio nei minuti finali, era il suo esordio in assoluto in eccellenza. Lei se lo aspettava, forse? Allora, mi aspettavo più qualcosa a livello aereo, e ti spiego perché nei calci piazzati, quando giochiamo durante la settimana, nelle partitelle, nel provare quei calci da fermo, queste cose qui, lui è molto forte, ha una tempistica nel trovare la palla e rubare il tempo all'avversario. Mi sarei un po' più aspettato il famoso colpo di testa, il gol sul colpo di testa. Di piede è stata un'ulteriore sorpresa, e questo
penso che sarà un esordio che ricorderà, penso, per un bel po' di tempo, per non dire forse per tutta la vita. Entrare, segnare nello stesso tempo e giocare contro giocatori con una certa esperienza come Spinola, Micoli e poi è entrato anche Di Gaudio, io penso che deve essere che orgoglioso di aver fatto un esordio con la rete, è qualcosa di bello e di importante per noi. Tornano sul campo le squadre, sul terreno verde, sul rettangolo verde, come lo chiamano i veri appassionati di calcio, come noi. Tra poco secondo tempo di Accademia Trapani, Pardonvalle, primo tempo che si è chiuso, bloccato sullo 0-0, però piano piano con questi tatticismi le occasioni ci sono state, nel senso che la Pardonvalle è una squadra che si sta difendendo molto bene, molto attendista, e al contrario l'Accademia invece è una squadra che ha sicuramente un rostro offensivo importante, tanta qualità offensiva con i suoi attaccanti, e ha creato tanto, ha avuto due occasioni nitide, una col colpo di testa di Secan e l'altra con un colpo di testa di inserimento di Campanella. Parma invece che ha aspettato, fa un gioco sicuramente più di attesa e di ripartenza, senza aver avuto grosse occasioni. Diciamoci la verità, tranne un sinistro di Sanza che è terminato di 3 metri alla destra di Mistretta, però sull'occasione di Secan è stato miracoloso Valerio Chimento, che è un classe 2006, quindi sicuramente è uno dei talenti di questa Parmaval, che come detto nel primo tempo mischia talento, perché è una squadra giovane come età media, ad eccezione appunto dei due centravanti che sono Helam Brawi e Gaetano Zerbo, che hanno creato poco nel primo tempo, nei primi 45 minuti, anche per un discorso di uscite al basso non sicuramente pulite, ma pronti per il secondo tempo, altri 45 e più minuti da vivere insieme, sempre Federico Aldarella allo stadio Roberto Sorrentino. Si riparte con gli stessi 22, non c'è nessun cambio annunciato tra le due squadre. Si sistemano le panchine che tornano ai propri posti. L'arbitro chiede se manca qualcuno, in teoria manca nessuno, manca solamente Aldo Bellingardo, che è il vice di Corrado Mutolo, che dovrà scontare anche lui la squalifica di domenica scorsa, dove la Parma ha trionfato in casa, ha vinto una gran partita con il San Giorgio Piana, mentre è arrivato il di nuovo contro il San Giorgio Piana in 9 uomini più, senza il proprio allenatore. Però Parma che si è gestita bene nel primo tempo, vediamo come lo farà nel secondo. Partono altri 45 minuti col lancio lungo subito a cercare il sostegno degli attaccanti da parte di Gonzalo Sanchez, che è l'unico momento di questa gara. Occhio alla palla, al limite vagante per Rambraui, che mette il pallone a rimorchio per Torres, che lo rimette in mezzo, e il pallone che viene allontanato a riverso dell'Accademia, ma c'è la mano alzata da parte del direttore di gara che segnala il fuorigioco. Subito aggressiva la Parma in questo secondo tempo, vediamo se cambierà qualcosa a livello tattico.
Il Camporegge, si sono aperti gli ombrelli nella tribuna dello stadio Roberto Fiorentino. Non so se si apre anche la partita. De Castro, stesso 4-2-3-1, abbiamo letto bene e capito anche a livello tattico per l'Accademia Trapani, con Mistretti in porta, Lamini, Arriu e De Castro centrali, Benvegna e Iannazzo a sinistra, Campanella e Dembambie alle spalle del trittico di trequartisti, dietro Secan che è composto da Comacchi, Oddo e Barracco. 3-5-2 invece per la Parmaval con Chimento, Sanchez, Di Maria e Arissi e Tamayo dietro. Gli esterni alti sono Sorrentino e Ignacio Torres, in mezzo ci sono Sanz, Buscetta e Lorenzo Russo. Gli attaccanti sono Elam Rawi e Zerbo. Palla in aria, attenzione a Comacchi che ha il problema di girarsi e di spalle. Comacchi riesce a scaricare su Benvegna che carica il destro sul secondo palo. La sporcata Sanchez che la toglie dalla disponibilità di Secan. Sarà calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. 1 minuto e 40. Arriva l'occasione nel secondo tempo. Lo va a battere ovviamente Campanella, tutti in aria tranne Dembambie e Barracco che rimangono a presidio. Palla sul secondo palo, Benvegna di testa, la palla rimane lì, non è finita. De Castro e poi il sinistro di Iarriu ancora in mischia, poi Iannazzo sinistro incrociato, largo. Arriva un'altra occasione, 2 nel giro di 30 secondi per l'Accademia Trapani che non è riuscita a trovare la conclusione, poi l'ha trovata con Barracco, con Iannazzo pardon, la palla termina di poco fuori. Però comincia bene a livello di approccio il secondo tempo dei trapanesi. Va a rinvio lungo Chimento, mentre Amoroso manda a scaldarsi i suoi uomini. Si muove sicuramente Todoro, buona Maison, mentre adesso dà l'ok per il rinvio, ma la palla col vento si muove. Adesso Chimento va a rinvio in direzione di Zerbo che perde l'ennesimo duello aereo con Campanella. Salta Secan, stavolta lo vince Tamayo. Barracco vuole tenere in campo il pallone, non riesce, è rimessa Parmaval. Elam Rawi lo va a prendere Iarriu, poi pallone alzato da parte, anzi Dembambie, poi pallone alzato da Di Maria, esce Mistretta, gli piomba addosso Zerbo che vuole andare in disturbo, chiede scusa a Zerbo che lo ha piombato in maniera cattiva sulla migliaia. Benvegna, c'è stato un attacco di pioggia che adesso ha smesso. Torres, Peleram Rawi si libera la presa di Campella, poi scodella per la corsa di Torres che è veloce, però c'è la doppia copertura di Benvegna e di Lamigliario, l'uscita puntuale di Francesco Mistretti. Iannazzo si passa dalla chiave del centrocampo dell'Accademia che è Campanella, bello il tracciante a liberare Oddo tra le linee, ha cercato la verticale, poi rimpallo con la palla che termina su Benvegna, prova a smarcarsi Comacchi, Oddo scodella in aria su Secan che salta anche Sanchez, arriva lui prima, poi Barracco con il tacco forse mano di Sorrentino, l'arbitro è vicino, lo vede e sanziona. Il calcio di punizione per l'Accademia Trapani, occhio a questa mattonella. È interessante la posizione di questo calcio di punizione. C'è qua. Sempre Campanello ovviamente sul pallone e Dembambie che però si allontana e quindi andrà il numero 4. Sono 4 gli uomini in barriera posizionati da Valerio Chimento. Occhio anche agli uomini in aria pronti a un'eventuale respinta. Va Campanella! Chimento con un altro mezzo miracolo la alza in corner. Ha cercato di piazzarla sotto la traversa, però si esalta il portiere della Parmaval. Corner. Sempre il destro di Campanella a uscire, secondo palo, si è mosso in ritardo. Lamigliario sicuramente non calciato benissimo questo corner.
Se la prende sempre comodo, la Parma non vale pari invio. E adesso l'arbitro va a chiarire il conto con Chimento. Di testa Riario. Komaki. Di petto, buon appoggio, buona priorità per Sekan che è rapido, prova a vincere questo duello che è scivolato. Chimento gli è piombato addosso Sekan sulla copertura di Gonzalo Sanchez. Poi la palla era stato in campo, ma l'arbitro ha fermato il gioco perché c'è Chimento Dolorante, gli è piombato addosso Sekan, ma è già in piedi. Perché ora picchia la picchiaita Palletti. De Castro. Sekan lotta, poi Sanz allontana. Ancora De Castro ha vinto tutti i duelli aerei. El Amraoui, forse si è aiutato con un braccio, Zerbo si gioca per l'arbitro. Avanza ancora El Amraoui che sfugge alla pressione di Iannazzo, al sezione numero 10 che va al cross sul secondo palo russo. Mistretta, intervento con i pugni, poi Sanz la finta, deve liberare il destro ma viene bloccato da 3 maglie praticamente dell'Accademia. Poi Di Maria sul secondo palo, palla ampissima e imprecisa. C'è stata la ripartenza della Parma, sfruttata bene, però in tuffo a 2 pugni Mistretta è riuscito a allontanare e anticipare il cross che arriva a Lorenzo Russo. Campanella alza la testa e va al cambio di lato su Barranco, non è preciso, peccato la cosa più difficile forse. 53esimo, sempre 0-0 e le occasioni stanno salendo. De Castro, rimpallo e rimessa Accademia. Iannazzo vuole movimento avanti, vuole andare avanti. È troppo vicino Oddo, Iannazzo va a cercare Sekan che non prende questo pallone. Allontana Gonzalo Sanchez che è l'unico movimento di questa gara. E occhio, bisogna stare attenti con Sekan. Campanella alza ancora la testa, stavolta trova una traccia importante per Dembambie. Controllato bene, aveva vinto anche il duello sulla pressione di Buscetta, poi preso dalla fretta da questo pallone troppo lungo, inarrivabile e soprattutto a metà strada tra Iannazzo e Barranco. Qui brutto fallo, gli è piombato addosso l'Amraoui su Oddo. Viene graziato perché ci vuole da stranchi il giallo secondo me qui per l'attaccante della Parma Balsami El Amraoui. Ha battuto rapidamente però De Castro. Benvegna controlla, vuole puntare il russo, prende l'esterno numero 2, vuole andare al cross in mezzo sul primo palo. Di Maria allontana Zerbo, Dembambie ancora aspetta sulla testa, poi Sekan palleggia, prova ad aggiustare questo pallone e poi va in gamba tesa su Sanz e fa l'attacco. Non battere Chimento questa punizione. Torres. Ok, la palla che sbuca per Sario Sekan, esterno per Barraco. De Castro. Indicazioni di Mutolo dalla tribuna. Riariu per Benvegna, cerca di scodellare per il movimento di Oddo, limitato da Di Maria, colpo di testa in calcio d'angolo. E anche da destra a battere il 4 Campanella. Arrivano i saltatori in aria, a eccezione di Bie e di Barraco. Alza le braccia Campanella che va sul primo palo, colpo di testa da parte di Iannazzo che viene sbilanciato e non riesce a iniziare verso la porta. Stavolta aveva calciato bene questo calcio d'angolo Campanella.
Iannazzo allontana Sanz, Zerbo finalmente può controllare di petto, ma comunque c'è sempre più problema di girarsi. Molte difficoltà Zerbo quest'oggi. Mismatch con di fatto tutti e 4, forse a eccezione di Iannazzo, fisico. Qui Sanz però fa una bella giocata e dà il break alla Paronval. Sanz vuole calciare, eravamo distanti però ha visto la porta e calcia male. Palla che gli è anche rimbalzata davanti al momento della conclusione, però la Paronval deve affidarsi alla qualità di questo ragazzo che sta facendo buone cose oggi in campo e non solo. Benvegna, palla interessante a cercare la rapidità di Sekan che arriva prima di Sanchez. Buon il controllo di Sario Sekan che prova a sgusciare, mette il pallone in mezzo, tocca Sanchez, altro corner, l'ennesimo per l'Accademia Trapani e arriva Marco Campanella a batterlo. Si muove questi oramai, sono pronti a entrare. Campanella sul secondo palo, allontana Sanchez. C'è stata forse ancora un'ennesima spinta. Sanz prova ad allungarsi il pallone, ma a presidio c'è Mbie che arretra da Mistretta. La pressione di Lamraoui, Mistretta va a corto con una palla rischiosa, riesce a scalare però bene. L'Accademia Trapani, ma scala anche la pressione della Paronval. Campanella, larghissima, a destra, tunnel addirittura di Marco Campanella per aprirsi il campo e avanzare. Poi dall'altra parte, ottima idea, ad andare da Iannazzo che rientra, va al cross, secondo palo, Campanella! Con l'inserimento perfetto, l'ha cominciata, l'ha aperta e poteva rifinirla lui. Questa azione splendida dell'Accademia Trapani, ma colpisce malissimo. Occasione gigantesca per i padroni di casa. Al minuto 59. Eccoli i cambi comandati da Moroso, sicuramente Bonamaison e anche Danilo Daguanno pronti a entrare. Esce sicuramente la Migliario, quindi cambia un difensore. Vediamo come si comporterà, se cambia qualcosa a livello tattico, di modulo proprio l'abbraccio fra Moroso e la Migliario. Esce anche De Mambie, quindi Bonamaison in mezzo al campo. Allora Bonamaison entra e dice a Comacchi di stare a sinistra. Da quando è un centrocampista, quindi Benvegna centra insieme a De Castro, a sinistra Iannazzo, a destra Oddo. Oddo passa da trequartista a terzino, un cambio repentino tattico. E adesso sicuramente cambia qualcosa, e come non a livello di modulo ma a livello di caratteristiche, perché sicuramente Oddo è uno più offensivo di un terzino come Benvegna che adesso va a fare il centrale. Occhio a questa palla scomoda, alzi il campione sorrentino. Tra l'altro credo che Bonamaison e Daguani ne ho entrati, siamo diventati due mezzali allo stesso livello con Campanella che continua a fare il play, anche se oggi sta facendo tutt'altro che il play, perché è uno dei migliori in campo per l'Accademia e si è visto all'azione di qualche istante fa. E poi il tridente è sempre quello di Barraco, Comacchi e Sekan, mentre Barraco è tornato a destra. Comacchi si gira, passa, la spinta su Jacopo Sorrentino e fallo. Lancio lungo, De Castro sempre prima di Zerbo, può arrivare Lamraoui che va corpo a corpo, resiste il numero 10, vuole portare a casa un fallo. Lamraoui passa molto bene, poi De Castro di primo addosso, si gioca, Buscetta prova a prendere il fondo ma c'è molto poco spazio. Poi Sanz sventaglia dall'altra parte per Torres che forse era oltre la linea difensiva dell'Accademia e così se ne alza di fuori gioco. Mezz'ora da giocare, sempre 0-0 tra Accademia Trapani e la Paronval che adesso per tanti fattori sembra volersi aggrappare un pareggio. Tutt'altra cosa, tutt'altro approccio per l'Accademia che ci sta provando maledettamente, ha avuto delle occasioni sempre più nitide.
rinvio di Chimento. Di testa De Castro, poi Oddo all'indietro. Chiama la pressione Lambraoui, mi stretta, palleggia e allontana. E palla che esce direttamente in fallo laterale. Campanella di testa la rispedisce a Comacchi. Buona Mason col primo pallone toccato di questa gara. Comacchi forse cercava un velo, ma sporca questa traiettoria. Poi rimpallo, Buscetta tocca per ultimo. È rimessa guadagnata dai neroverdi che insistono nella metà campo della Parma. 62. Sanz, Buscetta di testa, Campanelli in anticipo tra due addirittura. Poi Russo mette palla a terra Lambraoui, rimpallo, rimessa laterale per la Parma che prova a uscire e a respirare un po'. E Lambraoui piomba su Bonamaison e commette fallo di stizza. Comacchi, appoggio in scambio con Bonamaison, poi Comacchi prova ad andare via sull'esterno, sporca Sorrentino, rimessa laterale. Lorenzo, allargati un poco, Lore! Vieni qua, Gaeta! Benvegna. Lore, esci, Lore! Velo gli da Guanno, Oddo, palla larga per Barraco che deve sfidare Torres, va al cross col mancino verso Secan che non incorna, d'altra parte Comacchi che ha bucato l'intervento, Sorrentino invece no. Campanella non esce, la Parma vale allora ancora azione per l'Accademia, ma Campanella sbaglia la misura di questa verticalizzazione su Secan. Di Maria, Russo, triangolo ed esce, la Parma almeno prova a farlo, ma c'è Oddo che morde le caviere con questo pallone e altra rimessa. Campanella, Sanz recupera il pallone, si è addormentato Campanella, allora corre il numero 8 che va da Zerbo. Campanella mette una pezza al suo stesso errore, gran lavoro. Poi occhio perché c'è campo per Augustin Bonamaison, largo Comacchi, servito il numero 10, scodella dentro, non si intende con Secan, poi rimpallo pericoloso, Secan prima di Chimento, contatto, dice non c'è nulla con le braccia, Antonello Lupo, il direttore di gara, e lascia proseguire. In ritardo Secan e Chimento con personalità visto, cioè, ha capito che poteva anticipare Secan e ci è riuscito, non ha sbagliato l'intervento in uscita. Barraco, Torres buca, Barraco lo salta col controllo, lo stende il numero 3 Palermitano, punizione dalla destra per l'Accademia che continua a insistere, ci sono 25 minuti a giocare. La linea, vale, la linea! Sempre Campanella incaricato di questo calcio di punizione. La linea! Fuori di saltatori in aria. Salta, Della Parma non c'è nessuno fuori dall'area, sono 11, sono 10. Perché l'Ambraoui è in barriera a difendere in aria. Occhio anche a Benvegna sul secondo palo. Campanella, direttamente in porta! Ha cercato la magia, ha cercato di pescare il jolly. Marco Campanella, che ha visto quello spiraglio libero, ma c'è bisogno di un'invenzione da lì per far gol in quella maniera. Invecchimento. Ha colpito l'Ambraoui, quindi la rimessa è per l'Accademia. Ha battuto rapidamente Comacchi, si è liberato sulla sinistra Bonamaison che va al cross, deviato, Chimento la blocca. Calma! A respirare e fai salire! Giovanni Di Maria. Sinistro lungo a cercare Zerbo, di testa Benvegna. Poi ancora Sanz. Di testa Tamaio, di testa anche Campanella, alla fine la mette giù da Guanno che può accelerare, apre su Barraco, libera a destra, vuole sfidare uno contro uno Torres, arriva il sostegno di Oddo, rientra Barraco, cross sul secondo palo verso Secan, bravissimo Gonzalo Sanchez che sta facendo una gran partita. E poi si impegna l'Ambraoui, non riesce a evitare la rimessa 3 che è ancora per i neroverdi.
che non smetto di attaccare. Campanella, cambio però. Punita così la rimessa di Iannazzo. De Castro sullo stacco arretra l'Accademia. Barraco vuole la palla lunga, non lo ottiene. Da quando? Benvegna. De Castro sul fronte adesso per Barraco con la sventagliata, poi Oddo di testa fa restare lì i suoi, Di Maria la mette giù e prova la sciabolata in avanti. Aspettava la partenza in profondità di El Amraoui. Campanella la chiama e lo ottiene Oddo. C'è il sostegno di Barraco sulla stessa linea. La chiusura di Torres, la rimessa e ovviamente per l'Accademia. Oddo ha battuto rapidamente. Buona Mason, controlla male. Era in area di rigore e poteva creare qualcosa da lì. Palla che è ancora buona. Oddo la mette giù. Riesce a far uscire da quando triangolo che si chiude. Con Oddo che può andare. Altra versione sul secondo palo. Chimento. No, devi uscire tu! Devi uscire tu! Largo, devi uscire tu! No, devi uscire tu! Chimento con rinvio lungo. De Castro di testa spizza, deve evitare che questo pallone passi Iannazzo. Ed è bravo, poi la palla buona per El Amraoui, forse non ha sentito Iannazzo. E la posizione del numero 10 è regolare. Torres. Ancora Ignacio Torres, intervento di Oddo sul pallone. Di Maria c'è la fallo ma c'è il vantaggio. El Amraoui però a passare su da quando tocca il numero 16, la rimessa è per l'Accademia. Tra le proteste dei giocatori della Parcomballa, molto duro. Buona Mason, si apre a sinistra, passa al centro, è sempre a Campanella che salta netto. Sanz, punizione. Non può battere subito De Castro. Campanella, apertura per Oddo. Taguanno, bravo Di Maria, fare un gran lavoro diciamo da dietro. Boxano tempo anche i giochi di Maria. Sanz, Taguanno, resiste poi Campanella, Sanz interviene, rimessa laterale per l'Accademia che vuole accelerare le procedure. Campanella si propone quasi da trequartista, poi pallone al limite per Comacchi che controlla, deve mettere giù, viene sbilanciato, non c'è fallo, secondo l'arbitro. Benvegna dietro De Castro con un brivido, ma elegantemente si libera di Zerbo, poi allarga su Iannazzo, sinistra a cercare Secan che si stacca dalla linea, pallone per Taguanno, stop e destro, colpito Di Maria, ancora l'Accademia insistere, Oddo al cross, ve lo dico Comacchi sul secondo palo, c'era Iannazzo che non può arrivare, adesso sta facendo più l'esterno aggiunto, palla al centro, Taguanno la mette in aria, Secan controlla, deve girarsi, l'appoggio su Bonamaison, confusione alla fine, pallone allontanato alla Parcomballa. El Amraoui, Benvegna non lo colpisce, poi Oddo trancia la gamba di El Amraoui, lo trattiene, è giallo solare per il numero 7 trapanese. Il secondo giallo della gara, dopo quello a Gonzalo Sanchez, una moneta per parte. Secan da capitano va a strere i suoi. C'è forse un altro doppio cambio per Amoroso, sicuramente uno. Dentro in campo Giorgio Bongiorno con la maglia numero 9, classe 2007.
Vediamo chi esce. Esce Oddo che è ammonito. Giorgio Bongiorno, vediamo. Però mi dice che qualcosa che si è attaccato. Esce anche Komaki. E dentro Todaro. Quindi Antonino Todaro in campo insieme a Giorgio Bongiorno. Al minuto 72 l'abbraccio con Komaki, ha fatto una buona partita. Un giocatore importante, Komaki si vede, ma senza di fatto aver avuto occasioni nitide. Buongiorno largo a destra, adesso Iannazzo è passato basso a destra e basso a sinistra c'è Barraco, quindi all-in per Amoroso che vuole vincere a tutti i costi questa partita. Palla dentro, Zerbo riesce a scaricare in qualche modo, poi De Castro alza il campanile. Di testa toda lunga per Segan che è a campo. Segan deve andare a puntare per l'altra parte proprio per Buongiorno che ha tagliato le spalle di Maria, che non si fa beccare impreparato però. Todaro. Zerbo. La finta, si allunga troppo il pallone però palla che esce ancora in alto. Adesso c'è un terzino come centrale e un esterno come terzino a sinistra che è Barraco. Iannazzo ha cambiato fascia. Benvegna. Palla in verticale, cerca l'inserimento di Bonamai sulle spalle della difesa. Chiude Di Maria. Iannazzo, Buongiorno. Riesce a trovare da quando poi Drango che si chiude con Buongiorno. L'anticipo di Di Maria. Non è uscita, ragazzi. Campanella. Stop e palla dall'altra parte per De Castro che si affida a Barraco, che adesso deve andare anche uno contro uno con Buscetta, proprio nel fondo ancora Francesco Barraco, sterzate all'11, si affida a Bonamaison che prova a triangolare con Daguanno, poi tocco per Barraco sbagliato. Cambio finalmente anche per Bellingardo e per la Parra un balle. Il cambio c'è, è stato rinviato, no, viene rinviato. Vieni qua. Allora, cambio per la Parma, mentre qui c'è stato un fallo su Sanz. Era già pronto. È pronto un cambio, vediamo chi lascia il campo. Lo lascia Zerbo che sinceramente, molto sinceramente, ha fatto una brutta partita, ma l'arbitro deve lasciare il campo dalla parte destra. Cioè quella più vicina a lui, che è corretto, anche se Zerbo voleva dare il cambio. A Rosario Labate. Entra Rosario Labate che è un altro giovanissimo 2005 che adesso va a comporre l'attacco con Helam Rawi, quindi diventa lui il partner d'attacco del numero 10. Zerbo ha fatto una brutta partita da capitano, ma troppo sfavorito dalla potenza dei centrali dell'Accademia Trapani. Qui De Castro però si fa sorprendere. Helam Rawi lo va a puntare, cerca di tutto nel De Castro, chiude le gambe. Rimessa ai 40 metri per la Paronvalle. Jacopo Sorrentino, bella la finta del laterale col numero 2. Buscetta si connette ancora con Sorrentino, si passa alla Ramli, triangolo chiuso, Sorrentino va al cross sul secondo polo proprio per Rosario Labate, l'anticipo di Barraco anzi di Iannazzo, poi la conclusione di Ignacio Torres complicatissima a livello balistico, era di spalle di fatto con il destro che non è neanche il suo piede, palla larghissima. 76. Adesso tutte le carte in tavola per l'Accademia che vuole 3 punti e
Parma che invece vorrebbe che il tempo passasse subito, anche se ha avuto due uscite non banali, però pensa sempre a non scomporsi. Buona Pietro, dai, dai. Vai avanti, avanti alla base. Torres con le mani e ha preso la Raui, buona Mason con la gamba tesa, munizione. Ancora tra l'Ambraui, Dai Sami, dai. che è diventato capitano nel frattempo. Vale, 13, diamo. Occhio, tu lei. Davanti. Marco. Prezzo più. Di Maria va a battere. Lungo su Torres. Vediamo chi tocca per ultimo. Tocca a Iannazzo. Allora sarà calcio d'angolo per la formazione palermitana. Al minuto 78. Tu sei. Rimane dietro. Vada la banierina Sami El Amraoui. Sanchez Di Maria, Torres e la batte in aria. Secondo palo troppo lungo per chiunque. Palla che termina il secondo. De Castro, altra impostazione al basso, prima bastino un'altra azione. L'Accademia, Benvegna, buongiorno, larghissimo a destra, riceve, prende il centro del campo, si connette con Todaro, buono il doppio scambio, si passa da Secan, buongiorno per passare, calcia, deviazione, palla che si impenna, diventa buona per Secan, allontana Tamayo, palla ancora dentro, Iannazzo, Secan di testa, anticipo il più bello, non è finita buona Mason. Mano alzata, offside, fuori gioco. Ma invece sì, ci arrivi! Per favore, perché gli fai sprecare... gli fai sprecare pure energia. Ma per favore, che per favore, che deve andare sull'avversario. Ma quale metti fai sprecare energia? Ma perché non all'avversamento le 5 minuti? No, non ce l'ho con te, Sami, con lui fa. Là vai, un posto più avanti, Sami. C'è Terra Tamayo che aveva preso un gol. Mi sa che infatti l'arbitro abbia fischiato il fallo su di lui. Più che lo pensi fuori gioco. Cioè, te l'ho visto, fallo sì. Mentre passano i secondi, senza scarseggiare il tempo, il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Non ci stiamo annoiando, è vero, però ci sono state tante occasioni, soprattutto per l'Accademia. Dove uscì Tamayo? Signore, può entrare quando dici tu. Deve rientrare Tamayo, ma non può ancora. Benvegna, prima di lui la batte, insegue il pallone El Amraoui, da quando protegge e scarica su Iannazzo, che palla lunga su Secan, che vola in cielo e prova a servire Buongiorno, che piomba al suolo. C'è fallo. Che fallo su Iannazzo, contenimento irregolare di Sami El Amraoui. Accelera Campanella, De Castro, buona Mason, torna al numero 4, si scambia il pallone due centrocampisti, ancora Campanella, palla tesa ma addosso al Amraoui. Bravo Lorenzo, bravo! Ancora Accademia, Iannazzo, da quando arriva copertura di Sanz, buon suo tempo anche il suo. Torres allontana, De Castro raccoglie, Benvegna, Campanella, Prima José! pallone dentro, cercare Todaro
che si è mosso l'inserimento a destra, ha sbagliato il tocco di Iannazzo. Guarda là! Di Maria, lungo, campanelli di testa, Todaro lotta, ma arriva Bonamaison che mette la sola e trova Buongiorno, occhio perché c'è spazio, palla per Daquando che va al cross, secondo palo, Secan non può arrivare, pallone messo fuori da Sorrentino, poi Sanchez va a lottare e non deve commettere fallo e lo subisce sull'attacco, inizia per la Parnonval che conquista ancora un calcio di punizione e respira anche speranza. 9 minuti, andiamo! Grande Sorre! Bravi! Lancio sulla Bate, ma la prende sempre un giocatore dell'Accademia che è Campanella. Sorrentino lungo a cercare Buscetta, De Castro, ottimo intervento. Gran partita di De Castro, uno dei migliori in campo. Le spalle, togli! Bravo Sorre! Campanella, Todaro spizza, palla che è buona per Secan che ha avuto tanta pazienza in questa partita, ha ricevuto pochi palloni ma li ha giocati sempre bene, tranne in questo caso, ma il rimpallo fa diventare il pallone buono per Buongiorno, apertura su Iannazzo che ha libertà di andare al cross in mezzo, palla che si impenna e non va sul secondo palo per Bonamaison, poi la batte con l'appoggio su Buscetta. Allunga per El Amraoui che prova a fare lo stesso per l'Abate. De Castro in anticipo ha preso anche un colpo, si gioca per Antonio De Lupo, pallone allungato, Secan controlla, apertura su Iannazzo che stoppa, aspetta il rinforzo di Daquando, lo va a servire, Daquando stoppa, occhi in mezzo, va al cross di Maria, ha rischiato, ma va di testa, poi ancora Iannazzo, crossa con l'esterno, è su tutta dietro la Parnonval ad andare ad allontanare, Bonamaison controlla, poi viene inglobato da Gonzalo Sanchez, non esce ancora la Parnonval, Campanella dall'input offensivo, si muove sull'inserimento, Campello in mezzo, allontana Gonzalo Sanchez, adesso sta attaccando di fatto in 9 uomini. Pasquale Amoroso che cerca di muovere ancora le pedine per provare a far gol, 84, 6 da giocare più recupero, De Castro, Daquando di testa senza fallo, poi alza il campanile, Sanz, rimessa laterale. Sempre per la squadra di Trapani. De Castro, adesso Lin ha bisogno di rimanere lucidi in questo fine di partita. Russo può intervenire ma non arriva, Iannazzo crossa per Secan, sempre Gonzalo Sanchez si ha prese tutte anche lui nel secondo tempo, insiste Barraco, Bonamaison si stacca, va al cross, Bravo, vai tu, vai tu! rimessa al fondo. Forse c'è stato un ulteriore tocco di Augustin Bonamaison, è stato lui l'ultimo a toccare, è rinviato al fondo. Poi si allargano le braccia i componenti della panchina dell'Accademia Trapani perché ha mosso a livello di cambi e ha reso la formazione più offensiva possibile senza poter arrivare ancora al gol. Tanta sfortuna, tanta bravura anche il difensore da parte della palla. Vai più, Vale! Sanchez, Chimento va al rinvio, cioè va a battere questa punizione lunga. Guarda Torres, guarda Torres! Daquando va al lancio lungo, non buca Sanchez, Di Maria riesce a sporcare, poi la buona per Buongiorno che imbuca per Secan anche veloce, copertura di Sanchez è uscita di Valerio Chimento. Oh, Torres! Torres! Balla! Non salire! Balla! L'Abate salta anche Benvegna, la prende lui, Torres la spedisce in avanti a cercare la velocità di El Amraoui che viene chiuso ancora all'inizio, poi di tacco addirittura De Castro come se nulla fosse.
Todaro controlla una palla difficile, poi scarica su Campanella, esce e si apre il campo l'Accademia con Bonamaison che va dentro, da Secan che si perde il controllo e non riesce a girarsi. Iannazzo, ancora però formazione verde, Bonamaison, triangolo con Daguano che prova a passare, Di Maria, puntuale e altro calcio d'angolo. 3,5 a giocare più minuti di recupero. È a uscire! Arriva Campella, arriva De Castro, arriva Benvegni, arrivano tutti in area di rigore. Solo da quando rimane al limite Barraco a presidio. Batte Todaro, primo palo che diventa centro aria. Poi da quando salta di testa, palla che svetta in aria, tocca Buscetta, deve liberare Ignazio Torres se ci riesce. E fallo, Dio santo! C'è fallo su Sorrentino che ha preso colpo alla testa. Oh, dovete tenere fermo a quello! L'ha chiamato l'arbitro, Aldo, ma chi siete neanche? Tu viste l'arbitro che c'era antiarbitro? Corra! Gliel'ha Si chiamato è rialzato l'arbitro! Sorrentino ma ha preso un colpo alla testa brutto e deve uscire al campo. Mentre arriva l'ultima probabilmente sostituzione, anche se si sta muovendo anche Boyang che tra l'altro ha segnato nell'ultima uscita a Castellammare. Pronto Gammicchia se non vedo male. Palla in aria, allontana sempre Sanz. Si è pronto Gammicchia per l'Accademia. La batte, vince questo rimpallo, Benvegni arretra e poi regala il palla a Russo perché c'è spazio incredibilmente per la par non vale. Russo lascia sul posto Iannazzo, poi va il cross deviato, esce Mistretta che evita il calcio d'angolo. 89 adesso, si muove Gammicchia. Bonamaison conquista campo, porta su questo pallone, Campanella. De Castro vuole prendersela da Guanno, De Castro invece appoggia su Campanella. Densità in area di rigore per l'Accademia. Barraco si gira, ricomincia Campella che evita la pressione, prova negli slalom, non deve esagerare, esagera e perde un brutto pallone e la Parma riparte in 4 contro 3. Sanz ha scaricato, falacci da Guanno, ma c'è il vantaggio perché la palla c'è Lambraui che sbaglia il pallone, la palla esce, il vantaggio non c'è più, ma c'è il giallo ai danni di Daguanno, il terzo della gara. È una furia Corrado Muto, una furia. Capito, vale! Diglielo! Non li fare schiacciare! Ultimi due cambi, è uscito Iannazzo che già fuori al campo sta segnalando il cambio al direttore di gara. Molto stanco a do tutto Iannazzo, prima a sinistra poi a destra in questo fine partita e lascia spazio a un terzino destro dalla panchina che è Mirko Gammicchia. Tanto nervosismo per i ragazzi di Amoroso che hanno davvero dato tutto in campo ed è normale che ci sia tanto nervosismo. 4 di recupero, dice Lupo, si giocherà fino al 94esimo allo stadio sorrentino. 0-0 per Accademia Trapani e Parnomal, ci prova l'Accademia che ha avuto tante occasioni ma per via di sfortuna c'è qui Benvegni, ha fatto un velo pericolosissimo, a supporto c'è Campanella che di fatto è diventato terzino in impostazione perché Gammicchia gioca largo ma è alto. De Castro, Bonamaison prolunga per Secan e poi Gonzalo Sanchez allontana. È rimasto in panchina Boyang. Mistretta. Sistema e va al rinvio sbagliato ma la vuole tenere viva Barraco. E allora altra impostazione per l'Accademia. 90 e 42. Rinvio di Daguanno, troppo lungo per tutti. Palla buttata via. Deve aver lucidità per questo fine Accademia se vuole vincerla.
Guarda là, ma perché non perde più tempo, Dio madonna? Chimento, Gammicchia, al volo, cerca Secan, non lo trova, trova il colpo di Sorrentino. La palla torna al numero 2 che ha fatto una partita di coraggio estrema. El Amraoui trova Buscetta che si muove, torna dal numero 10, ancora il capitano della prova a portare su questo pallone, ha bucato Campella, El Amraoui in mezzo, Benveni a allontanare, si è salvata l'Accademia, era passato in qualche modo Sami El Amraoui, poi il rimpallo con la palla che diventa buona, viva per il numero 10, c'è un uomo a terra, El Amraoui vuole giocare, vuole tenere il possesso, ma Campanella scippa il pallone, viene trattenuto, calcio di munizione, bravissimo Campella qui, che poi batte rapidamente per Todaro, che allunga il pallone per Buongiorno, che corre a campo, deve puntare dove si è aperta resa Barnonval, c'è una spaccatura, non c'è cosa su Buongiorno, non si capisce nulla al Sorrentino, adesso le squadre sono lunghissime, da quando scippa questo pallone, lo affida a Todaro che viene prestato da Ignazio Sanz, tocca a lui, rimessa laterale. Ancora 2 dei 4 a giocare, concessi. La vuole buona Mason, Gammicchia allunga con le mani per Todaro, di testa Sanz, arriva Todaro a pressare, in ritardissimo e durissimo l'intervento su Ignazio Torres, fallo e ci sarebbe anche Vale, cerca Rosario. Vale, cerca Rosario. Diamo, raga, un minuto, diamo. Un minuto. Vale, Rosario. si aggrappa ai secondi la Barnonval, a quelli che mancano, si aggrappa a quelli, si aggrappa a quelli che sono passati la Barnonval, si aggrappa a quelli che rimangono, l'Accademia per vincerla, che vorrebbe più tempo la squadra trapanese, ne vorrebbe di meno la Barnonval, che evidentemente per tutta la partita ha avuto questo risultato. Barraco, forse ultima azione della partita, palla lunga per Todaro, di testa per l'ennesimo intervento aereo Gonzalo Sanchez, secondo tempo strepitoso del numero 5. Barraco va dietro a De Caro, di vicino Campanella, che poi allarga tutto dove c'è libertà per Gammicchia, che tocca il primo pallone di questa gara, aspetta Benveni che si muove in sua posizione, può andare al cross sul secondo palo, buona Mason, Chimento la toglie dalla porta, era forse l'ultima occasione della partita, a 20 secondi dal 94esimo, altro miracolo di Chimento sul colpo di testa di Agostin Bonamaison, e allora tutti dentro. Gammicchia arriva a sinistra per la rimessa lunga, in aria allontana Sanz e triplice fischio, basta così, finisce 0-0 a Roberto Sorrentino fra Accademia Trapani e Barnonval, esulta praticamente la panchina Barnonval perché ha voluto probabilmente questo risultato per tutta la partita, si è chiusa tantissimo e alla fine porta a casa un pareggio che non è cosa buona sicuramente per l'Accademia, che ha avuto tante occasioni, e la Parma deve ringraziare il suo portiere sul finale e per una gran parata del primo tempo su Secan. Finisce a reti bianche, un punto a testa per Accademia Trapani e Barnonval, sale a 17 punti in classifica. L'Accademia ovviamente aspettando le altre gare della 13ª giornata sale a 15 punti, la Barnonval che scippa un punto in uno stadio, in un campo molto complicato come questo di Trapani. Grazie da Federico Alderella, per Sportisi è tutto, alla prossima.